Era il 1906, la Belle Époque, ed era tutto un fermento. Milano stava per essere consacrata come metropoli internazionale con una grande esposizione universale. Era l'alba di un nuovo secolo e la città brulicava di traffici e di commerci. Fu così che i primi cinesi arrivarono in città in cerca di un nuovo mercato per esportare i loro prodotti. Questi cinesi provenivano dal distretto di Xintian e già ai tempi si stabilirono in via Canonica. Ed è proprio in via Canonica che riappariranno negli anni '20 i famosi venditori di perle false. Da qui andranno a Bologna, a Firenze, ad Ancona, a Trieste, a Foggia. Ma il quartiere di Porta Volta è rimasto un punto di riferimento per i cinesi in Italia e lo scenario di tutta la loro epopea a Milano. È infatti per opera di 4 soci cinesi che lavoravano e vivevano tra via Canonica e via Paolo Sarpi che nascerà il primo ristorante cinese di Milano. Ed è grazie al primo figlio di questa immigrazione che l'Italia troverà le sue vie commerciali verso Oriente. Oggi, a distanza di più di un secolo, gli eredi di quei primi Chinaman raccontano finalmente la loro storia per le generazioni a venire, affermando che parlare di cinesi in Italia significa parlare di storie di casa nostra.